Eccolo lì, boh baby, Monte Bianco. Spettacolo. Zan, 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 zan. Ed eccolo là, Zan, il Monte Bianco. Passano macchine. Eccoci qua, buongiorno, 67esimo giorno e oggi siamo in baita. Spettacolo, oggi ce la scialliamo. Ho trovato un bel campeggino a 12,50 € a notte. Spettacolo, che dire. Non ho lasciato niente, vediamo se riesco a partire senza ammassarmi. Eccoci qua, ripartiamo dopo la pausetta che mi sono mangiato un panino che è a mezzogiorno e adesso vado verso questo spettacolo. Adesso passo Curma, sono alle porte di Curma. Male alle gambe. Ho già fatto 30 km, non so, riscendi un po' merdosetto. Speriamo bene per il ritorno. Ho buttato il panino. È così. Faccio salita, affanculo, speravo spianasse. Boh, dai, ci rivediamo dopo. E quelle lassù, le Grand Joras. Queste belle. Adesso andiamo in su, vediamo fin dove arrivo. Spettacolo. Eccoci qua. Tutta la bocca impastata. Fatica. Meno il ritorno è più o meno tutta discesa, nonostante i saliscendi. Andiamo. Sempre diritti. Adesso vedo quando arrivo lì all'incrocio con il sentiero per il rifugio e decido se andare su o no, con o senza bici, ma credo che andrò a piedi perché ho un po' male al culo, quindi non farebbe male riposarlo un po', tanto poi ne ho di discesa che me la porta via. Bene, alla che valle. Spettacolo. Juras. Lì Monte Bianco, quello tutto bianco. Adesso ancora un po' di salita e siamo al rifugio, con la casetta lì, rifugio Walter Bonatti. Spettacolo. È stata dura oggi, non pensavo di farcela. Ho avuto dei dubbi, sì, il programma era questo. Ragazzo, è stato bello tostino, poi va qua che posti, ghiacciai dappertutto. Spettacolo. Boh, rumori strani. Bomba.
E prima non ha registrato un cazzo, benissimo, e rifacciamo tutta la solfa. Allora, cosa ho detto? Sì, che siamo al giro di boa, 44 km fatti, 5. Sto scendendo qua per la stradina, 10 minuti dovrei arrivare alla bike e mi lasciarlo un attimo, così poi mi lancio per la discesa. Boh, speriamo bene, perché poi di saliscendi ci sono secondo me. O era l'illusione del falso piano stamattina. Vabbè, vediamo dai. Tanto un po' ce n'è. Che qua una salita ne ho fatta e ne ero consapevole. Bene. Sto scendendo, stato rifugio Bonatti. Bello rifugio, ma pieno di gente, probabilmente tutti per il mio stesso motivo ci sono andati per il nome. E birra 8 euro, come al lago di Como, alla faccia del cazzo. Guardavo, stavo ancora registrando, che qua io parlo come un coglione e non registra. Adesso registra. Tra. Mamma mia. Dai che oggi ci portiamo a casa 90 km in bike. Anche questo è registrato come bike, ma faremo il commi in salita. In discesa sicuramente vanno più veloci. In salita ho fatto tutto io, buono. Performance. Sono arrivato su neanche mezz'ora. Mamma mia. C'era il sentierino che tagliava. Adesso sto prendendo la stradina. Tanto ho corso prima. Le mie ginocchia è meglio preservarle. E quindi così. Oggi super giornata. Ho visto il Monte Bianco, le Grand Jorasque, un po' di ghiacciai, un po' di gente stronza, la tipa col cane che neanche mi chiede scusa che il cane mi sta intorno, mi abbaia e mi ringhia. Ma non ha abbaiato a nessuno, mi ha risposto. E poi gli ho fatto, sì, dovresti anche chiedermi scusa, eh? Ah sì, scusa. Poi gli ho detto, sì, appena arrivata dal cane, lei gli ha dato una sberla, e gli ho detto, è inutile che gli dai le botte, portalo col guinzaglio, no. Ma gente di merda proprio. E poi anche il compagno ha continuato, ma non ha abbaiato a nessuno la solita, sarà per la bandana, ma la bandana tua madre, Dio buono. Intanto come essere preso mi ha fatto cagare addosso, era anche bello grosso, sì, un cagnolone, non era di quelli cattivi a vederli. Però cazzo mi ha fatto girare il cazzo. No, chiedimi scusa subito, basta, ti contenti. Cazzo, il cane che mi gira intorno, che cerca di avvicinarsi, e io fermo deciso. Io buono. E questo che mi girava intorno, io buono. Ed è pieno di cartelli dappertutto e portare questi cazzo di cani al guinzaglio. Che poi anche lì in tanti campeggi è vietato, tutta per questa gente di merda. Questa gente di merda che lo lascia pascolare in mezzo a un sacco di gente. Capisco se sei nel nulla e non c'è nessuno, vabbè, lascia il cane e via. Anche lì cagano, la raccoglie e infesta l'ambiente. Ma porcaccia, oh. E quindi adesso sto vedendo dappertutto, nei parchi non possono entrare i cani, in tanti campeggi non possono entrare i cani, nei rifugi ho visto anche tanti. Ma pensa a te, tutto per colpa di sti padroni di merda, di buono, che non sanno gestire le loro bestie. Non ha abbaiato nessuno. Ma sì però, chissà perché. La bandana tua madre, Dio buono. Teste di merda. Oh, siamo arrivati nelle lamentele, nelle ciacole. Siamo arrivati al fiumiciattolo. Bene, acqua non me ne serve. Insomma, lasciarlo un attimino e vado. Bello. Giornata super, vediamo se riesco a portarla a casa entro le 8 che chiudo il campeggio. Qua mi ha dato tempo fino alle 22, ma spero adesso in 2 orette di arrivare là, dai. Figata. La mia bici non la vedo il palo. C'è, spettacolo. Questo bel fiumiciattolo glaciale. No, questo no, quello di là, quello glaciale. Bello. Bene, riprendiamo il bolide e torniamo al campeggio. Super giornata, mamma mia. The Warrior. Acqua potente! Ma che potenza sta acqua! Massata! Nel frattempo mi sto divertendo come un bambino nella discesa in asfalto.
con poco traffico anche, quindi figurati. E niente, salutiamo queste belle montagne e torniamo dopo Courmayeur, prima di Val d'Aosta, sì, di Aosta, dove c'è un campeggio che non mi ricordo il nome del paesino. Bello, ciao montagne belle, a presto, ci rivedremo. Ciao Gresuras, ciao Gresuras, ciao Monte Bianco. Yuhu! Yuhu! Patatatata! Mamma mia, ci vorrebbe sempre una bicicletta modello Dragon Ball capsula, tac, tutti fuori, mamma mia, nelle discese, quanti ginocchia salvi, spettacolo, ah, spettacolo.